L'INPS non è il bancomat da cui il governo preleva a piacimento. Protesta dei dipendenti contro i tagli. L'avvertenza sostenuta dalla CGIL. Gli interventi al VG. Davide Saglia. Sit-in di protesta dei dipendenti dell'INPS contro la riduzione delle retribuzioni e delle indennità accessorie. Riduzioni che si prevede possano variare dai 3 ai 5.000 euro annui e che i sindacati giudicano determinanti in negativo per ciò che riguarderà la qualità dei servizi all'utenza. Noi manifestiamo per il taglio di 532 milioni di euro a livello nazionale, ma in particolar modo per il taglio di 94 milioni di euro che andrebbero a incidere direttamente sul salario accessorio dei dipendenti, con un danno ovviamente alla qualità del servizio erogato. Questo ovviamente perché c'è un taglio all'organico, come sapete tutti, c'è una riduzione del 10% della capacità di acquisto sullo stipendio di ciascuno e ovviamente questo ulteriore taglio di 300 euro mensili ovviamente danneggerebbe la qualità del servizio, anche perché in questo momento, come sapete tutti, l'INPS eroga moltissimi assegni sia per quanto riguarda la disoccupazione che per quanto riguarda la cassa integrazione, quindi il lavoro ovviamente aumenta. Le sigle sindacali, quindi i lavoratori dell'INPS, hanno dato anche delle proposte, delle soluzioni, invece che andare su delle scelte molto facili, molto semplicistiche. Noi abbiamo dato indicazioni su dove reperire i fondi in maniera molto chiara. Bisognerebbe andare sugli sprechi e togliere gli sprechi, bisogna togliere gli affitti inutili, bisogna togliere le esternalizzazioni inutili che non servono, perché l'INPS dispone di ottime risorse professionali che consentirebbero dei risparmi notevoli già da subito. E allora, invece che attaccare i salari e attaccare i lavoratori, attacchiamo le spese inutili, gli sprechi perché ce ne sono tanti all'interno di questo istituto. Lavoriamo con un assetto da industria, da privati, perché noi avendo gli stipendi bloccati dal 2009 abbiamo un raggiungimento di efficienza ed efficacia che viene misurato sistematicamente per ogni anno e queste sono le somme di cui parliamo. Cioè ci vogliono togliere quello che è il risultato di una finalizzazione di successo ottenuto, senza la quale noi non usufruiremmo di questo. I sindacati hanno illustrato nel corso di incontri precedenti quelle che saranno le problematiche dei lavoratori ai componenti del Comitato di Indirizzo e Vigilanza e al Ministro del Lavoro Giovannini, i quali si sono impegnati a scongiurare tagli e a far rientrare lo stato di agitazione. Ma i dipendenti presenti oggi innanzi alla sede dell'Istituto di Previdenza Sociale di Via Picone si dicono ugualmente preoccupati. Fino ad ora l'Istituto ha garantito i servizi anche ad altissimi livelli di produttività che si poggiavano su questa variabile strategica che è il salario accessorio, che ha fatto funzionare la macchina in modo eccellente, raggiungendo anche livelli di produttività altissima. Ricordiamoci che oggi l'INPS è uno degli istituti che rappresenta l'eccellenza della pubblica amministrazione in Italia, e se questo risultato sicuramente si è raggiunto perché la produttività ancorata a questo salario accessorio ha fatto camminare la macchina. Come si fa a vivere uno che ha 4 figli, tutto a carico dello Stato? Giusto, lo segnale. Come si fa? Quando in Italia c'è consulenze esterne e non si sa più come si deve fare. Io non lo so. Invece di tagliare le consulenze, gli affitti, tagliano a noi che noi siamo come tipo privati. Praticamente se lavoriamo qualche cosa la guadagniamo, se andiamo piano, non raggiungiamo gli obiettivi, non prendiamo soldini. E allora invece di tagliare le consulenze, c'è tanto di tagliare, vogliono tagliare questo e questo è il discorso.